A Rovigo ci sono due posti che la gente evita, anche senza sapere perché. Il primo è un palazzo nel centro storico. Di giorno sembra normale, ma la sera qualcuno guarda da una finestrella. Non è un'ombra, è un volto. Chi l'ha visto parla di una monaca, immobile, nitida, visibile anche da lontano. La storia dice che si fece chiudere lì dentro per lasciarsi morire. E da allora, ogni tanto, riappare. Ma non è l'unico posto. Poco fuori città c'è l'ex manicomio di Granzette, chiuso nel 1997, abbandonato. Eppure, nelle notti di luna piena, c'è chi sente urla. Non voci lontane, urla vere, provenire da dentro. C'è anche una stanza, quella dei bambini, con una scritta contro chi entra. E poi la parte più strana. Qualcuno dice che lì dentro sia stato nascosto un tesoro nazista. Quindi chiediti questo. Le persone entrano per curiosità o perché cercano qualcosa? Perché a Rovigo certe storie non restano separate, si sovrappongono e alla fine non capisci più se quello che senti arriva dal passato o da qualcuno che è ancora lì.